Amici bellini, è un inizio settimana e quindi non ci possiamo perdere di vista assolutamente. Buon martedì a tutti. La parola chiave di questo video è velocità, per una serie di motivi che adesso vi spieghiamo. Ieri è stata una giornata campale per la velocità, parliamone insieme. È un martedì pazzesco, Sono troppi onesti, rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, prima di tutto ringrazio tutti per... Qua non si vedono perché questo è un sistema nuovo che sto risperimentando per migliorare anche un pochino la qualità grafica. Vi voglio dare dei contenuti che siano sempre interessanti, che siano sempre piacevoli, ecco, godibili e spendibili insieme. Quindi benvenuti i nuovi che non vedo, i nomi iscritti. Tantissime persone si sono iscritte dopo il video di ieri di analisi tattica, il video dove io allatto, diciamoci la verità, perché ci divertiamo a parlare di campo, di movimenti, di moduli e di idee tattiche, e sempre con quella calma perché la stagione non è neanche cominciata, il mercato non è neanche cominciato, ed è proprio il mercato che è un punto chiave di questo video, perché questa storia di Caio Giorgi a me non me la conta giusta. Però prima di affrontare quello che è il nostro interesse principale, che è il calcio, un accennino su quello che è successo alle Olimpiadi, perché è stato un momento incredibile. Io non seguo molto gli altri sport, devo essere onesto. Se vi dicessi che l'impresa di Jacobs mi ha emozionato, direi una falsità. Io non riesco a essere falso e a dire mamma mia mi sono messo a piangere. Qualcuno sicuramente si sarà emozionato. Io guarda, sono talmente breve quindi non hai nemmeno il tempo di emozionarti per quanto mi riguarda, per quanto... comunque un'impresa incredibile, comunque i sacrifici, comunque è un italiano perché di mamma italiana, nato in Texas, quindi ci azzecca con Valerio Fluido da New York, orgoglio italiano nel mondo, è un'impresa mondiale perché l'Italia non è mai stata velocissima sui 100 metri, insomma è importantissimo. Però quando poi sono andato a vedere l'altro oro, quello di Tamberi, qualità... Jimbo, chiamiamolo Jimbo perché è meglio, ecco lì quando ho riguardato l'impresa, che ci devi arrivare perché aumenta l'altezza piano piano, il salto in alto è anche più magari emozionante da vedere perché la sfida diventa sempre più difficile e c'hai un avversario che non perde un colpo, un avversario che poi... La storia è bella perché lui lo conosce bene, perché entrambi hanno avuto un infortunio simile che poteva mettere fine alla loro carriera, e quando sbagliano insieme l'ultimo salto il giudice insomma spiega loro che potrebbero praticamente finirla parapatta e pace, ed è un momento bellissimo quando insomma il suo avversario Barshim, ecco, non volevo dire un brutto, non fare errori perché comunque è stato mitico anche lui, parlano con il giudice e il giudice dice sì, potreste anche, cioè, ci dai 2 medaglie d'oro, ci dividiamo la medaglia d'oro, tutte e 2 medaglie d'oro. Non se lo fanno dire 2 volte, non lo fanno finire di parlare, si guardano, c'è stato un momento di intesa, non hanno dovuto nemmeno discutere. E Barshim dice è history my friend, this is history, facciamo la storia, ed è una cosa... E lì mi sono emozionato, e quindi nell'onestà io quando vedo una scena bellissima di questo livello di sportività, anche di non voler per forza distruggere il tuo avversario, si può condividere una gioia insieme, la doppia medaglia d'oro. Sono poche anche gli sport olimpionici dove si può effettivamente da regolamento avere una doppia medaglia d'oro. È successo a un italiano, è successo a un italiano che stava per finire la carriera, insomma bellissimo, veramente è stato un momento bellissimo. Meno bellissimo è quello che è successo ieri, perché si parla di velocità, di corsa, di salto, il salto della quaglia che ha fatto il signor Caio Giorgi, perché pare che sia veramente questione di ore, visite mediche, insomma sai, un nuovo giocatore della Juventus. Ora, teniamo sempre presente che non è detto che quando un giocatore lo prendono gli altri è un fenomeno, e quando lo prende il Napoli ma chi è Kist, il solito discorso, se lo prende il Napoli allora è scarso, se lo prende la Juventus è fortissimo. Io una cosa però non ho capito, abbiamo sentito parlare da marzo, ma veramente da tempi immemori,
il Napoli su Caio Giorgio, il Napoli su Caio Giorgio, il prezzo fissato, io ho sentito parlare prima di 20 milioni, ha una clausola di 70 milioni prima, poi 20 milioni, ma in realtà quello va a scadenza ed è qua, secondo me questa è la chiave. Va a scadenza a gennaio, quindi c'era la possibilità di prenderlo a zero a gennaio. Secondo me è lì che ci siamo fregati con le nostre mani e piano piano cominciano a scendere i prezzi, perché poi io leggo, perché io non è che altro che Napoli. Ricordiamo, e mi faccio aiutare dai blog, che dice starebbe interessato anche il Milan, poi è uscito il Milan, poi è uscito il Benfica. Insomma, la Juve 4 milioni, 3 milioni e mezzo. La Juve da Sky dice pagano 1,5 milioni di prezzo fisso, poi ci sono un bonus che scatta al numero di presenti, i famosi bonus facilmente raggiungibili. Insomma, in totale potrebbe costare 4 milioni di euro. Quando noi abbiamo sentito e abbiamo letto, secondo Canozzi, che questo Canozzi era il santo sa girare per vie legali con questo Sergio Canozzi, presunto consulente di mercato, che aveva rilasciato delle dichiarazioni, dice 15 milioni di euro vogliono, e alla lui il contratto nel 2023 non è vero. Quindi una serie di bugie di mercato che sono girate, e quindi non vorrei che noi ci siamo fatti prendere per il naso da queste dichiarazioni e non abbiamo affondato il colpo. Allora, se il Napoli mi dice guarda, a noi Caio Giorgio non è mai interessato, non ci siamo mai veramente fiondati nella trattativa, e allora uno dice non ci credi, mica possiamo credere a tutti i presunti futuri talenti, ognuno sceglie dei giocatori e ci punta. Se mi dici che non ci hai mai creduto, ok, però il Napoli certe trattative ama smentirle immediatamente su Twitter. Ricordiamo, non ultimo quella là di Camarà. No, Camarà non ci interessa assolutamente, sono notizie false. E invece tutte le altre cose, per esempio Zaccardi, per dirne uno, non è mai stata smentita, mai andata in porto, ma mai stata smentita. Allora si smentisce quello che si vuole a caso, così. Però perché cioè, o devi essere, se invece lo volevi, dovevi essere più veloce. È mai possibile che il Napoli non ha 3 milioni, non ha 1,5 milioni, non ha 4 milioni per prendere una stella che magari ti può servire per il futuro, eccetera eccetera? Vendi Tutino al Parma. E vabbè, hai deciso magari di mantenere Petagna, va benissimo. Sappiamo che però seppure ci conservassimo un as per avere un'ulteriore freccia in attacco, anche un as, gli amici bellini mi ricordano che per la Coppa d'Africa probabilmente lo perdiamo, allora andiamo nelle chiavette un'altra volta, perché se Osimhen va tutto bene lo perdiamo per la Coppa d'Africa, se Mertens recupera in tempo ed è integro fisicamente, uno può sperare di avere Mertens. Petagna, che comunque sta dimostrando dei problemi fisici all'inizio, è molto diverso. La velocità è il punto di forza di questo Napoli di Spalletti e dovrà esserlo per forza, perché non abbiamo un'altra scelta, ed è lì che tu devi capire se ti poteva tornare utile un Caio Giorgio giovane, magari da far crescere vicino a Mertens, per dire, no? Perché se parlano di un nuovo Neymar, di un giocatore talentuoso, ecco che vicino ad uno come Mertens poteva servire. Ora non so se la Juve ci punterà, se lo girerà in prestito, se lo terrà come riserva, veramente non ci riguarda, però resta un pochino di amaro in bocca, perché sapevamo, ok, se vogliono 15 milioni va bene, sono contento che il Napoli non punti tutti questi soldi per un giocatore che non sai che riuscite ti fa, ma se ne volevano 4 e il Napoli ci era dietro da marzo, stesso dicasi per il Milan, perché poi se vai a cercare Caio Giorgio insomma sui social e sulle cose, e c'era un forte interessamento del Milan, addirittura si parlava Caio Giorgio vuole solo il Milan, e sono stati fatti fotomontaggi a iosa su Caio Giorgio con la maglia del Milan. Evidentemente siamo rimasti al palo, sia noi che il Benfica sia il Milan. Sempre se me lo dite voi nei commenti, secondo voi effettivamente il Napoli ci ha mai creduto in Caio Giorgio, arriva la Juve fresca
4 milioni massimo, perché 1,5 è quello che spendono. Allora signori, non lo so, non lo so, è la capacità di fare mercato, la capacità di intavolare una trattativa, di saper convincere, oppure teniamo gli occhi aperti sulle cose poi successive, come si muoveranno. Veramente, veramente è una notizia che è un fulmine a ciel sereno, perché finché era 20 milioni, vabbè, ma 4 milioni. Ma è a chiusura del video, così se qualcuno lo scrive nei commenti vuol dire che non ve lo siete visti tutto. Il Napoli non ha bisogno, non è la priorità. Ecco, non è la priorità comprare una punta, comprare un attaccante, perché lì in qualche modo ti organizzi tra quelli che abbiamo, Lozano che tornerà, eccetera, eccetera. La priorità resterà sempre, questo è importante ribadirlo soprattutto dopo la vittoria col Bayern di Monaco, che è un amichevole che non significa niente. Non è detto che stiamo a posto con Mario Rui, con Costa e con Gulam da recuperare, non è detto che stiamo a posto. Il terzino sinistro, ascoltate, Società Sportiva Calcionare, il terzino sinistro serve, non pensiamo di stare a posto. Difensori, non è detto che stiamo a posto con Luperto prima riserva, potremmo andare bene, magari ce la potremmo cavare, ma non è detto che stiamo a postissimo. Centrocampo, non è detto che stiamo a posto con Bobotta, con Fabian, perché abbiamo fatto giocare Gaetano, non è detto che stiamo a posto. Ricordiamo che dobbiamo fare l'Europa League, dobbiamo fare la Coppa Italia, ci sono un sacco di impegni e quindi non le possono fare tutte. Non le io posso essere d'accordo che stiamo a posto sulla destra di Lorenzo, Malquit, Zanoli, 2 dei 3 va bene, stiamo a posto sulla destra, Lozano, Politano, un asse eventualmente va bene, ma a centrocampo, in difesa così e così, e sui terzini a sinistra attenzione, perché non è detto assolutamente che stiamo a posto. Quindi chiedo velocità e faccio un piccolo applauso al Napoli che ha messo la copertina nello YouTube ufficiale. Piccole cose a piccoli passi, tutte le nostre lamentele stanno venendo risolte e quindi ci fa piacere. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere se vi aspettate qualcosa di mercato, oppure se dopo questa vittoria col Bayern si chiude la borsa e sentiremo, ma veda, abbiamo vinto con il Bayern, campioni del mondo, che compro a fare? La paura, un po' di paura. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.